frustrazione tantissima, rabbia tanta, miseria che corre, perché chiaramente non aprendo gli alberghi il personale non si fa un mese intero di stagione. Più letale del virus Covid-19 c'è solo la gestione mediatica dell'emergenza. A contestare il decreto che vieta gli spostamenti sono gli albergatori, costretti a rimanere per giorni appeso ad un filo, ma con la necessità di programmare un'attività che non è soltanto gestione dei dipendenti. Riscaldare un albergo in montagna un mese per non lavorare, i miei colleghi della montagna in questo momento stanno seriamente pensando, ma la stragrande maggioranza, di aprire col 10, col 7 o il 10 di gennaio. E sono loro, proprio gli albergatori, una delle poche categorie cui il precedente lockdown aveva concesso di tenere aperto, azzerando però di fatto la possibilità di avere dei clienti. In questo caso furono le banche a chiudere i rubinetti del credito perché lo Stato non si era accollato garanzie sui mutui al 100%. Dateci una garanzia statale su finanziamenti a 20 anni, mutui sostanzialmente a 20 anni, a un basso tasso di interesse, e ci arrangiamo noi. Il decreto che vieta gli spostamenti tra comuni e regioni impedisce ai ristoranti e negli alberghi di offrire un cenone e rende inevitabile per molti la chiusura durante queste feste natalizie. Una decisione, come fa sapere anche Coldiretti, che mette KO le strutture agrituristiche, che sono nella Marca, sono 250. Un DPCM che, come si legge nel comunicato, colpisce mortalmente queste aziende. Cosa tengo l'albergo aperto a fare? Lo tengo aperto, me lo lasci tenere aperto semplicemente per non infilarmi nella lista di quelli che riceveranno i ristori